Un interessante incontro oggi con gli studenti, con qualificati esperti sulla sicurezza informatica, qui all'Istituto Gallo di Agrigento. Sì, stamattina nell'ambito del progetto Erasmus Plus che abbiamo in sinergia con la Turchia, il Portogallo, la Grecia e la Spagna, portiamo avanti il discorso della sicurezza informatica con i nostri ragazzi. È forse la prima volta dopo 2 anni di pandemia che siamo in questo auditorium con i ragazzi per dare più una sollecitazione alla riflessione di questo grave problema che affligge oggi la società. Bullismo e sicurezza informatica sono i pilastri su cui la scuola deve giocare, deve formare queste giovani generazioni per far sì che in un momento anche di pandemia, dove il telefonino è stato compagno di vita di questi ragazzi, possano utilizzarlo nella maniera più consone possibile. Diciamo che in questo momento anche la Turchia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo sta realizzando un convegno su questi aspetti. Noi siamo ben felici di portare avanti con la dottoressa Gabriella Brucoleri, che è responsabile e dirigente del CTS della provincia di Agrigento e che da anni si interessa di queste problematiche. Poi abbiamo i maestri del lavoro e la società associazione Panathlon che diciamo si interessa di attività sportive, ma nello stesso tempo quest'anno sta affrontando il tema della sicurezza informatica e del bullismo. Siamo contenti oggi di vedere i nostri ragazzi nell'auditorium con le dovute distanze dovute anche a questa emergenza pandemica che c'è, però i ragazzi sono felici che finalmente stanno uscendo da un momento triste che ci ha portato in questi 2 anni di stare ognuno nella propria solitudine, non poter socializzare con gli altri sentimenti, affetti e tutto quello che i ragazzi esprimono in questa età. Quanto è importante questa iniziativa di oggi e sostanzialmente su cosa punterete il dito? Oggi si parla di bullismo, ormai nelle scuole non si fa altro che discutere su bullismo, preparare i ragazzi proprio al significato, di cercare di evitare tutto quello che sentiamo dai titoli dei giornali, tutto quello che leggiamo, quindi dobbiamo cercare, noi abbiamo una fascia di bambini piccoli, sì. Quindi dobbiamo cercare di farlo capire a mo' di gioco, diciamo, tutto questo, però ci stiamo lavorando. Anche voi attivamente impegnati in questa iniziativa di questa mattina? Sicuramente il bullismo è una di quelle vile azioni che attanagliano la nostra società, specialmente nel campo informatico, telematico, e questo è un reato che va sicuramente combattuto con tutte le forze, che va denunciato, e il tentativo di oggi è quello di coinvolgere i giovani a denunciare questi atti di bullismo, perché è necessario far sapere. Dalla loro parte ci sono i genitori, c'è la famiglia tutta, il mondo della scuola, le istituzioni. Questo è il nostro, obiettivo odierno. La giornata del ciberbullismo è stato il giorno 8 e oggi qui all'Istituto Gallo, grazie al gruppo della dirigenza scolastica, la prof Casà, che ha coinvolto centinaia di giovani, e noi ci sentiamo in qualità di esperti nel mondo del lavoro, dove anche lì c'è del bullismo, specialmente per i meno abili o per i diversamente abili, quindi quelli che vanno aiutati e non possono assolutamente essere oggetto di violenze. La violenza che poi da lì parte per gioco possibilmente all'inizio e si trasforma in tragedie, in reati veri e propri, il mancato rispetto alle persone, di genere anche, di età e di razza. Anche voi partecipate a questa iniziativa all'Istituto Gallo? Sì, è un'iniziativa molto importante. Tra l'altro il periodo di pandemia attraversato negli ultimi 2 anni ha acuito nei ragazzi questa volontà di esprimersi anche in maniera purtroppo negativa. Il Panathlon, come club service sportivo che fa parte del Comitato Olimpico Internazionale, quest'anno ha posto come obiettivo del suo anno sociale il fair play che riparte dalla scuola e il bullismo e il cyberbullismo, proprio per attenzionare l'opinione pubblica su questi temi, come sta facendo oggi questo importante convegno.
attraverso i valori dello sport, dell'amicizia, della lealtà, dell'aiuto ai più bisognosi, noi dobbiamo combattere queste forme di violenza. Un interessante convegno, una relazione molto partecipata su tematiche di grandissima attualità come bullismo e cyberbullismo. È la realtà che stiamo vivendo a scuola, lo viviamo tra le famiglie e lo viviamo ovviamente nel mondo del web. Ed è una realtà che dobbiamo leggere e sapere interpretare. Il fenomeno del bullismo va intercettato, va naturalmente studiato e dobbiamo sforzarci in una dimensione di alleanza di attivare un approccio multilivellico, che significa che scuola, famiglia, comunità devono davvero in un'alleanza costruttiva lavorare affinché possiamo vincere la sfida del bullismo. Ecco, che consigli dare? Una lunga relazione, ma sinteticamente. Il consiglio è naturalmente di scorgere il silenzio, di attivare uno sguardo binoculare, di cogliere le sofferenze degli alunni a livello cognitivo, emotivo. Spesso il bullismo è una realtà anguilleggiante, non visibile, che si muove nell'ombra, allora bisogna davvero attivare lo sguardo, dove non arrivano gli insegnanti possono arrivare i collaboratori scolastici, ma devono parlare soprattutto i ragazzi. I ragazzi non possono e non devono essere spettatori in classe o a scuola, devono davvero motivare l'intervento, intervenire loro stessi affinché la scuola possa debullizzarsi.